Parliamo dell'importante novità che riguarda il Teatro Pirandello. Teatro Pirandello diventa teatro di produzione nazionale, il che ci proietta in una dimensione particolarmente importante sia a livello di prestigio rispetto all'offerta che noi facciamo, ma anche a livello di considerazione, perché chiaramente è una sorta di riconoscimento che viene fatto alle imprese di produzione e ai teatri chiaramente più importanti, per cui insomma un traguardo sicuramente significativo che sono contento di aver ottenuto, che siamo contenti di aver ottenuto, che insomma premia la progettualità artistica ma il lavoro importante che abbiamo svolto in questo teatro. Hai detto bene che ho ottenuto, poi possiamo dire. No, io ritengo che la vittoria, al di là che ci possa essere Cristiano Ronaldo in squadra, sia una vittoria, perché Cristiano Ronaldo può fare il gol, ma se non gli passano la palla e se non è assistito da un centrocampo e una difesa forte non va da nessuna parte. Quindi io sono stato ben protetto dalla struttura del mio CDA che mi ha messo in condizioni di fare questo bellissimo gol. Ma io dico, in giro si dice un nome e una garanzia, Francesco. Ma ti ringrazio, noi ci conosciamo da tempo, mi fa immenso piacere questo, però credo che sia una vittoria della squadra. Ecco, diciamo che la stagione passata si è chiusa con Sergio Castellitto, adesso la nuova si apre con nomi di eccellenza, altri nomi di eccellenza. Abbiamo Ferzan Ospetek, abbiamo Silvio Orlando, abbiamo Veronica Pivetti, ci sta Simona Marchini, Iaia Forte, Giuseppe Pannofino, Serra Ilmaz, Alessio Boni, insomma ce ne abbiamo per tutti i gusti, Michele Guardì, le nostre compagnie, insomma, veramente abbiamo un'offerta variegata per tutti i gusti. Ci rivedremo a settembre per... Che io in questo teatro ho messo piede per la prima volta nel novembre del 41, quando fui scelto come protagonista in una commedia, solo che poi non potei portarla a termine perché chi dirigeva a suo tempo non ammetteva che il protagonista potesse morire come autogestione di cose, e per cui è dal novembre del 41 che io ho calcato le tavole di quel palcoscenico. Bene, oggi viene ad inaugurare questo passaggio importante. Abbastanza importante perché per questi anni che mi ritrovo e che io sto cercando di portare avanti con dignità e con rispetto per quello che bisogna dare agli altri, perché l'uomo ha un senso in quanto riesce a dare qualcosa agli altri. E questo principio io continuo a mantenere.